Lo IOV, l'Istituto Oncologico del Veneto, entra a far parte della rete nazionale delle eccellenze oncologiche. Nei giorni scorsi Patrizia Simeonato, direttore generale dell'istituto, Vittorina Zagonel, direttore di Oncologia Medica 1, insieme a Nadia Raccanello del Sistema Informativo e a Sara Leonardi della Struttura Semplice Tumore del Colon Retto, hanno partecipato a Roma all'Istituto Superiore di Sanità all'avvio dei lavori della rete nazionale dei percorsi oncologici. Si tratta del primo workshop del network delle eccellenze italiane di cura, assistenza e ricerca sul cancro, che ha come obiettivo quello di individuare regole rigorose e condivise di confronto delle performance dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali in oncologia per migliorare la qualità assistenziale e la qualità percepita dal paziente. Il primo incontro in particolare ha riguardato un confronto nell'ottica di benchmark tra le migliori esperienze di gestione assistenziale del cancro del colon retto, di cui lo IOV è tra le eccellenze nazionali insieme ad altri centri di cura come il Niguarda, i Gemelli e l'Humanitas. Lo IOV ovviamente è molto soddisfatto di far parte di questo gruppo ristretto di centri di eccellenza italiani. L'iniziativa è partita nel 2014 da parte dell'ospedale Gemelli di Roma, ma ci ha coinvolto fin da subito proprio per cercare di costruire una valutazione di percorso del paziente oncologico ottimale attraverso alcuni indicatori specifici che valutano la presa in carico complessiva del paziente, quindi l'approccio multidisciplinare. Qual è il valore aggiunto? Cioè, per esempio per lo IOV che cosa significa poi a livello anche proprio operativo? Il valore aggiunto è di mettersi a confronto tra pari. Attraverso questo gruppo abbiamo definito degli indicatori di processo e di esito per valutare la performance di come viene preso in carico il malato oncologico, in particolare appunto affetto da tumore del colon retto, ma anche per valutare i risultati di questo percorso. E in maniera molto trasparente ci siamo anche confrontati tra noi per vedere su diversi indicatori che abbiamo definito che fanno parte di tutto il percorso del paziente, come performiamo e come ci siamo potuti confrontare in questa performance. I pazienti affetti da questo tipo di tumore, anzitutto sono tanti in Italia, perché è un tumore che colpisce, lei ci spiegava, sia gli uomini che le donne. Sì, è uno dei tumori prevalenti nella popolazione e anche in termini di mortalità. Purtroppo, nonostante gli screening molto già diffusi anche qui in Veneto, ancora molti pazienti arrivano alla diagnosi in una fase metastatica, quindi sono pazienti anche molto complessi dal punto di vista della gestione del percorso di cura, e quindi riuscire a trovare degli indicatori che ottimizzino la presa in carico e le tempistiche della presa in carico, dal chirurgo alla diagnosi patologica, all'oncologo medico e ad altre figure che intervengono, tipo il radioterapista per esempio, è sicuramente una sfida importante, perché spesso sui tempi e sul percorso di cura ci giochiamo poi il risultato finale. Voi però vi mettete sempre in gioco, non a caso avete condotto uno studio? Sì, abbiamo cercato di capire come sono vissuti i nostri pazienti. Sono tutti pazienti presi in carico dal 2010 al 2013 con tumori del colon retto in fase metastatica, quindi situazioni cliniche molto avanzate. In questo gruppo di pazienti, senza escludere nessuno, senza eliminare nessuno, abbiamo valutato la quantità di vita che siamo riusciti a offrire a questi pazienti. Pensi che fino a una decina d'anni fa questi pazienti vivevano non più di 6 mesi. Ebbene, i nostri risultati sono stati davvero confortanti, perché abbiamo visto che la mediana di sopravvivenza di questi pazienti complessivamente, quindi sia i pazienti giovani che hanno potuto disporre di tutte le cure attuali, ma sia anche i pazienti più anziani per i quali a volte non è sempre possibile fare tutte le migliori terapie, abbiamo ottenuto una sopravvivenza mediana di oltre 30 mesi, che è una sopravvivenza oggi che è il massimo che possiamo offrire a questi pazienti. Le cure continuano a migliorare? Le cure sicuramente migliorano, e questo risultato è determinato anche dai nuovi farmaci che abbiamo a disposizione in questi ultimi anni, ma sicuramente anche l'attenzione a tutti i bisogni del paziente, il percorso di cura, come abbiamo detto, perché
la chirurgia può intervenire anche in questa fase avanzata di malattia nei tempi e nelle modalità corrette, quindi l'approccio multidisciplinare resta il valore aggiunto da poter dare a questi pazienti. A Roma lo IOV, oltre a presentare gli indicatori relativi al tumore colon-rettale identificati dal gruppo di lavoro nazionale, ha parlato anche del processo di riorganizzazione intervenuto nel 2016 riguardante l'ottimizzazione del percorso del paziente in chemioterapia infusionale. Abbiamo cercato, con uno sforzo congiunto della direzione sanitaria, direzione generale dell'istituto, di ottimizzare i tempi d'attesa per il day hospital, e devo dire che con questo sforzo congiunto che abbiamo fatto siamo riusciti veramente a migliorare e a ridurre di molto i tempi d'attesa del paziente, cercando di ottenere una tempistica compatibile con i bisogni del paziente e la durata della chemioterapia, e devo dire che la soddisfazione dei pazienti è grande.